Ben ritrovate, ritrovati. Con questa pillola informativa proviamo a capire meglio quali sono le agevolazioni delle erogazioni liberali che possiamo fare per sostenere onlus e terzo settore, ma anche altre realtà. Eh, Parliamo di erogazioni fatte a chi? Fatte alle onlus, alle associazioni di volontariato, a enti terzo settore, ma anche a partiti politici, ma anche a enti religiosi come Chiesa Cattolica, Valdese o le altre confessioni religiose. Vi è una detrazione che varia a seconda della tipologia delle associazioni, di cui non ci soffermiamo per il tempo che abbiamo, ha un limite anche massimo di riferimento circa 30.000 euro di agevolazioni, quindi posso fare erogazioni consistenti, oppure posso, se conveniente, in alcuni casi passare alla deduzione del 10% del reddito. Ma quello che mi interessa sottolineare è che tutte le erogazioni che andate a fare devono necessariamente essere effettuate con metodi tracciabili, quindi conto corrente, il pagamento con carta di credito, il bonifico, quindi tutti i sistemi che il fisco riconosce essere appunto tracciabili. E poi il secondo aspetto è che quando fate un'erogazione è bene che scriviate erogazione liberale, contributo e mai non è detraibile la spesa che ha una contropartita, non so, acquisto l'uovo di Pasqua piuttosto che i biglietti di auguri di una certa onlus o di una certa associazione, questo è un pagamento di una prestazione, quindi assolutamente no. Quindi erogazione liberale, libera, fatta a onlus, volontariato, terzo settore, eccetera, eccetera. Quello che è la novità di quest'anno, che forse avrete utilizzato se avete avuto modo di fare, è la nuova detrazione con aliquota al 30% per l'erogazione liberale a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica per il Covid-19, per un importo, quindi la detrazione può arrivare anche a 30.000 euro, quindi sono agevolate somme fino a 100.000 euro versate a chi? Avete visto sicuramente che sono aumentati insomma, i soggetti, oltre a quelli classici, le onlus, volontariato, era possibile versare anche a enti diversi che tipo molti comuni hanno attivato la raccolta fondi per utilizzarli poi per le difficoltà del proprio territorio. Le parrocchie possono aver raccolto fondi per questa specifica attività di emergenza Covid-19. Se avete fatto versamenti nel corso del 20, sono agevolabili in dichiarazione di redditi con l'aliquota del 30%. Vi sono poi altre agevolazioni collegate definite crediti d'imposta del 65% per interventi, normalmente ho visto alcuni comuni anche del nostro Veneto, utilizzarli per il restauro di beni culturali pubblici, si chiama Art Bonus. Quindi se andate vi è un sito particolare Art Bonus, molti enti pubblici hanno attivato raccolta fondi per restaurare ville piuttosto che insomma, altri manufatti storici del proprio territorio. Il versamento e il sostegno a queste iniziative vi può portare il 65% della spesa sostenuta come credito d'imposta. Ecco, quindi mondo del sostegno al volontariato, sostegno alle onlus, ma anche ai partiti, ma anche alle chiese e adesso per l'emergenza Covid, agevolati nella dichiarazione di redditi se portate insomma, i documenti relativi ai versamenti. Grazie.